Pensiero del giorno, lunedì 16 giugno. Far prevalere la mitezza. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Vangelo di Matteo, capitolo quinto, versetto quinto. Il discorso della montagna è all'inizio della missione di Gesù. Si apre con le beatitudini. Nella terza delle 8 beatitudini che il Vangelo porta con sé, ci viene proposto: beati i miti perché erediteranno la terra. Chi è il mite? È colui che non si irrita davanti al male e non si lascia trascinare dalle emozioni violente. Egli sa dominare e impigliare le proprie reazioni, soprattutto la collera e l'ira. La sua mitezza non ha tuttavia niente da spartire con la debolezza o la paura. Non è convivenza col male o con l'omertà. Al contrario, essa richiede una grande forza d'animo, dove il sentimento del rancore e della vendetta cede il posto all'atteggiamento energico e calmo del rispetto degli altri. Con la beatitudine della mitezza, Gesù propone un nuovo tipo di provocazione: porgere l'altra guancia, fare del bene a chi ci fa del male, dare il mantello a chi ci chiede il vestito. Essa sa vincere il male col bene. A quanti la vivono, Gesù fa una grande promessa: erediteranno la terra. Nella sua promessa della terra si intravede un'altra patria, quella che Gesù, nella prima e nell'ultima delle beatitudini, chiama il regno dei cieli. La vita di comunione con Dio, la pienezza della vita che non avrà mai fine. Chi vive la mansitudine è beato fin da ora, perché già da ora sperimenta la possibilità di cambiare il mondo attorno a sé, soprattutto cambiando i rapporti. In una società dove spesso impera la violenza, l'arroganza, la sopraffazione, egli diventa segno di contraddizione e irradia giustizia, comprensione, tolleranza, dolcezza, stima dell'altro. Chiara Lubick, estratti al commento alla Parola di Vita, novembre 2005. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.